con l'occasione di questo anniversario vogliamo un po' ripercorrere la storia dell'azienda, che è un po' anche la storia della città. Noteremo tramite le nostre iniziative come è cambiata la città, da dove siamo partiti anche a livello di sistema di trasporto e di mobilità, quali sono i progetti di oggi e quali sono le prospettive future. È un filo del tempo che non si è scollegato mai. Noi siamo partiti dai filobus, dai tram, da tutta una serie di tecnologie a elettricità, per poi ritrovarci nel 2024 a una conversione green del parco mezzi che appunto sta vedendo l'acquisto di tanti bus elettrici. Quindi, se vogliamo, ritorniamo a delle pratiche ottime del passato e comunque c'è un'innovazione tecnologica molto importante. L'azienda da 2 anni sta cambiando, ha avuto una fusione, ci sono tante prospettive in campo e in generale sta cambiando anche la concezione della cittadinanza, l'avvicinarsi più alla mobilità, l'essere più attento al tema della sostenibilità, e in questo senso vogliamo aprire l'azienda alla città e alle altre istituzioni cittadine per poter mettere al centro delle valutazioni appunto della comunità catanese quelle che sono tutte le tematiche relative alla mobilità e alla sostenibilità. Noi abbiamo avuto 5 anni difficili del Comune di Catania, 5 anni che sono serviti sia al Comune che all'azienda per ristrutturarsi, riorganizzarsi, appianare i debiti del passato, e questo oggi ci consente di poter investire in risorse umane, quindi con le assunzioni in tutti i settori, investire in innovazione tecnologica e rinnovo del parco mezzi, per essere pronti poi a ricevere da parte del Comune di Catania un nuovo contratto di servizio che si sta discutendo, che nei limiti del possibile e delle disponibilità economiche certamente vedrà un potenziamento dei servizi in stretta sinergia con gli altri vettori del trasporto, quindi Trenitalia, FCE e quant'altro.